Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati, nuovo spazio dell'informazione qui su Tele Friuli. In primo piano l'emergenza idrica, siccità, l'agricoltura, è proprio il caso di dirlo, è in grossa crisi, grossa difficoltà. Allora noi ci siamo recati in Friuli, in uno dei punti della regione maggiormente colpiti. Pensate, Cecchino riesce ad avere un'irrigazione sufficiente. Allora la situazione a Carlino davvero è pesante, dove è stato perso il raccolto del mais per quasi il 100%. Allora, dovremmo avere Alexis Sabot proprio in diretta, sentiamola. Ci troviamo a Carlino, vedete com'è la situazione di questa coltivazione di mais, qui davvero è una situazione d'emergenza. Ne parliamo con il presidente di Coldiretti di Carlino, Giuliano Tedesco. Qual è la situazione? Nella zona che si è riusciti ad irrigare in qualche maniera il raccolto si è riuscito a salvare. Nella zona dove non è stato possibile irrigare, ormai siamo arrivati a una situazione dove la pianta è talmente in stress che è riuscita a malapena a fare una piccola pannocchietta che senza aver fecondato i grani sicuramente verrà fuori un mais che avrà di poca resa e anche di qualità scadente, insomma, sicuro. Quindi quale sarà la destinazione? O verrà utilizzato per fare prodotto per le centrali di biomassa, che verrà anche lì recuperato in qualche maniera, oppure verrà trinciato e interrato, insomma, sì. Perché per l'alimentazione, per avere prodotti per riuscire a avere, per ottenere dagli animali dei prodotti di qualità, bisogna dare da mangiare alimenti di qualità, insomma, sì. Una riduzione del flusso d'acqua in uscita dai pozzi artesiani, questa è la prima decisione del tavolo tecnico della siccità promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo, ha spiegato l'assessore Fabio Scocimarro, è comunque di non penalizzare i cittadini. Ridurre il flusso dei pozzi artesiani per impedire che l'acqua esca e vada sprecata. E questa è la prima decisione uscita dal tavolo tecnico promosso dalla Regione con ARPA, i gestori del servizio idrico, una rappresentanza dei comuni della Bassa Friulana, Pordenone e Isontino, la Protezione Civile, l'Università di Trieste, l'Ordine dei Geologi e le associazioni ambientaliste. Non c'è nessuna volontà ovviamente di chiudere i pozzi, non c'è nessuna volontà di limitare la fruizione dell'acqua da parte dei cittadini, ma chiaramente bisogna diminuire gli sprechi. Il tavolo dovrà riunirsi di nuovo e l'obiettivo è di tutelare le fonti idriche messe pesantemente in ginocchio dalla mancanza di pioggia. Noi come Regione non vogliamo assolutamente dare delle sanzioni, ma al contrario dare dei contributi perché ci sia un ambiente sempre migliore e nel caso di crisi idrica far sì che questa possa essere meno invasiva possibile. I lavoratori della Varsila di Trieste sono riuniti in assemblea da questa mattina per decidere come procedere con la protesta. Ieri il gruppo aveva annunciato la volontà di chiudere una linea produttiva con il rischio di 450 esuberi. Il servizio. Il servizio mi dicono che non è ancora pronto dalla regia, mi dicono che c'è, pronto, allora sentiamolo. Sarà una lunga battaglia sindacale e nessuno è intenzionato a fare dei passi indietro. I dipendenti della Varsila, dopo l'annuncio shock di ieri nel quale il gruppo finlandese annunciava lo stop a una produzione nello stabilimento di Bagnoli, si sono riuniti questa mattina in assemblea dopo lo sciopero con presidio proclamato ieri. I posti di lavoro a rischio sono 450 diretti più 400 nell'indotto. Ora si aprirà il confronto tra società, regione, sindacati e governo, ma i toni, a giudicare dalle reazioni stizzite di ieri, saranno alti in quanto Varsila aveva garantito che non ci sarebbero stati tagli almeno fino a tutta la metà del 2023 e per questo lo stesso governo aveva coinvolto i finlandesi in alcuni progetti del PNRR. Nei prossimi giorni, per tenere alta l'attenzione e far capire che non saranno accettati esuberi, i sindacati programmeranno scioperi e manifestazioni. La trattativa sindacale ha comunque dei tempi che si annunciano lunghi in quanto le procedure in questi casi possono arrivare anche a 90 giorni. Dunque, andiamo con un argomento che riguarda la crisi che ovviamente si fa sentire a livello regionale. Può partire allora il contributo.
Alla fine della frenetica giornata politica di ieri, con la mancata fiducia al governo dei 5 Stelle in Senato, il premier Mario Draghi ha presentato le dimissioni al presidente Mattarella, che le ha respinte, rinviando di fatto tutto a mercoledì, quando Draghi si presenterà davanti al Parlamento. Cosa accadrà? Difficile dirlo, ma anche i leader politici del Friuli Venezia Giulia stanno tessendo le trame per evitare la caduta del governo. Questa mattina il triestino Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, ha lanciato un appello alla responsabilità di tutti. Chiediamo al presidente Draghi, ha detto, di continuare a dare una mano al Paese per i pochi mesi che ci separano alle elezioni di fine legislatura, aggiungendo che la colpa della crisi è di Conte e il ministro grillino Patuanelli non ha votato il provvedimento del governo di cui fa parte. Che il momento della crisi sia sbagliato lo ha sottolineato anche il governatore Massimiliano Fedriga. Una maggioranza che non ha il senso di responsabilità per affrontare questa crisi sicuramente rappresenta un problema per il Paese. Dal Partito Democratico il sostegno al Premier è totale. Noi Dem abbiamo creduto e appoggiato senza incertezze il governo Draghi, ha detto Deborah Serracchiani, capogruppo PD alla Camera. Mercoledì, sottolinea, occorrerà parlare chiaro agli italiani e dire cosa si intende fare. Fuori dal coro Luca Ciriani, capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, che ribadisce la strada delle urne. Questa maggioranza e questo governo, tuona il politico pordenonese, sono finiti nonostante i tentativi ridicoli di tenerli in piedi. Adesso chiediamo di tornare subito al voto, perché l'Italia non può cadere vittima dei ricatti di partiti irresponsabili. Situazione quindi politica tutta in divenire, la crisi è sotto gli occhi di tutti, avete sentito, servirà una mediazione e soprattutto anche tanto coraggio per proseguire. Eccezionale invece scoperta dal punto di vista archeologico nei fondali dell'Alto Adriatico. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno rinvenuto nello specchio d'acqua compreso tra Grado e le foci del Timavo un'imbarcazione risalente all'epoca romana mai censita fino a questo momento. Dai fondali marini riemergono i resti di un'imbarcazione romana. L'attività svolta dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine in un vasto specchio d'acqua compreso tra Grado e le foci del Timavo è stata particolarmente fruttuosa. In corrispondenza dell'isola di Pampagnola sono stati rinvenuti proprio i resti di un'imbarcazione di epoca romana mai prima censita. Il relitto si trova ad una profondità di 5 metri e risulta in maggior parte interrato. Si tratta indubbiamente di una scoperta di eccezionale importanza storica per l'area dell'Alto Adriatico, come hanno dichiarato gli esperti subacquei della SAPAB FVG e dell'Ateneo Udinese. L'attività è proseguita nel canale delle Mee di Grado, lo storico ingresso al porto fluviale di Aquileia, con rinvenimento di 2 anfore a cefale risalenti al I secolo a.C., nonché di un collo di brocca ed uno di anfola risalenti al II e III secolo d.C. Il monitoraggio è quindi proseguito in corrispondenza dell'area del canale Lokovac e dei 3 rami della foce del fiume Timavo. Sono stati rinvenuti anche un bossolo di proiettile risalente alla Seconda Guerra Mondiale, quasi sicuramente da ricondurre alle batterie contraeree poste a difesa del vicino complesso industriale Cantieri Riuniti dell'Alto Adriatico. Inoltre sono stati recuperati vari laterizi risalenti all'800-900, oltre ad un'anfora adriatica e frammenti vari riconducibili ad un'epoca classica. I manufatti sono stati affidati alla Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla giornata di ieri, drammatico l'infortunio sul lavoro avvenuto a Ravascletto, un volo nel dirupo di oltre 200 metri con il Bobcat che stava manovrando è costato la vita al cognato del sindaco del paese, cordoglio ovviamente da parte di tutta la comunità. È stato sbalzato dalla ruspa che stava movimentando dopo che il mezzo meccanico si è rovesciato finendo in un dirupo ed è morto sul colpo. Infortunio mortale a Ravascletto, sulla panoramica delle vette all'altezza di Casera Tarandon Alta. A perdere la vita è stato Mario Da Pozzo, 77 anni, cognato del sindaco di Ravascletto, Hermes De Crignis. L'uomo, alla guida di un Bobcat, stava sistemando la sede stradale quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito nella scarpata, un volo di 200 metri che gli è costato la vita. Inutili soccorsi, è stato rinvenuto in posizione prona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Dobbiamo registrare invece un altro infortunio sul lavoro, questa volta avvenuto questa mattina alle 9 all'Electrolux Professional in Viale Treviso a Pordenone. Una donna di 51 anni, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, è stata travolta da un muletto. L'operaia ha riportato gravissime ferite ad una gamba. Sul posto è intervenuto personale del 118 con i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Un'informativa
informativa poi è stata inviata anche alla magistratura, alla Procura della Repubblica di Pordenone. La donna è stata elitrasportata in condizioni serie all'ospedale di Udine in codice rosso, quindi le condizioni davvero sono molto gravi. Operai e colleghi sotto shock. In una nota le sigle sindacali rappresentative dell'azienda hanno appunto deciso di sospendere la produzione per la giornata di oggi. Gestione dei rifiuti in cantiere: dopo 7 anni i reati contestati ai dirigenti della Fincantieri e di 6 aziende che lavoravano all'interno del cantiere della Politecnica Friulana sono andati in prescrizione. Il giudice del Tribunale di Gorizia ha affermato nella sua sentenza emessa nella giornata di martedì che l'illecito amministrativo comunque non c'era. L'ipotesi di illecito amministrativo non esiste. Dopo 7 anni di processo, il giudice monocratico del Tribunale di Gorizia, Marcello Coppari, per Fincantiere e Politecnica Friulana, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati in ordine al processo alla gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione delle navi da crociera. L'illecito amministrativo, come scritto dal giudice, non sussiste perché l'ipotesi di reato già contestata alle persone fisiche, 7 quelle chiamate a processo, non sussistono. Se per gli imputati non fosse intervenuta la prescrizione, per loro sarebbe stata comunque una sentenza di assoluzione. Dopo 7 anni si è dunque chiuso un lungo processo nel quale erano stati chiamati a rispondere l'ex direttore dello stabilimento di Fincantieri, Carlo De Marco, e i titolari di 6 aziende che operavano nel cantiere nell'adosso della Politecnica di Udine. L'accusa contestata a Fincantieri e agli imprenditori è quella di stoccare e gestire i rifiuti prodotti violando le prescrizioni di legge in materia. Veniamo adesso ai dati della pandemia di oggi relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19. I nuovi casi sono 2.075, rilevati con 8.215 tamponi molecolari e test antigenici. Da lunedì i nuovi casi in Regione Friuli Venezia Giulia superano quota 10.000, esattamente 10.301. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 7, mentre continua a crescere quelle delle persone ricoverate in altri reparti, che sono 252 rispetto alle 236. Ancora 3 decessi da registrare, tutti a Pordenone. Slitta invece a questo pomeriggio la firma delle 2 ordinanze che da una parte vieteranno per tutta la stagione a Lignano la consumazione di alcolici lontano dai locali pubblici, dall'altra l'ingresso in spiaggia negli uffici 4 e 5 nei pressi della terrazza mare. Il documento sarà firmato nelle prossime ore dal sindaco Laura Giorgi e il provvedimento sarà valido per tutta la stagione. Le ordinanze sono la conseguenza della maxi rissa avvenuta sabato con riferimento il ferimento di un giovane albanese. Era questa allora la nostra ultimissima notizia. Il telegiornale si conclude qui, ma rimanete con noi perché tra qualche istante ci sarà A voi la linea. A tra pochissimo.